Il vescovo di Vittorio Veneto si chiama fuori dalla scelta di modificare la preghiera dell'Alpino. In una nota stampa diffusa in mattinata precisa di aver deciso di fare chiarezza sull'intera vicenda. La decisione sarebbe infatti stata presa in piena autonomia da padre Francesco Rigobello, il frate che ha sostituito il prete che da anni celebra la funzione dell'Assunta, don Pier Giorgio Camilotto, parroco di Tovena e Cisonna, assente per la prima volta per questioni di salute. A confermare questa tesi anche padre Enrico Rossi, il priore dell'abbazia di Follina da cui proviene il padre Servita da poco giunto in diocesi. Inutile chiedere di poter parlare anche con quest'ultimo. La Perpetua prima ci manda a dire che sta pranzando, poi dopo nostra insistenza ribadisce che il frate non vuol proprio parlare con i giornalisti. Intanto il presule vittoriese spiega, sempre affidandosi alla nota stampa, che il sacerdote celebrante si era limitato a chiedere la sostituzione della parola armi con animi e della parola contro con di fronte. Su questo passaggio ovviamente non posso essere d'accordo. La messa andava finita regolarmente con la benedizione e col canto finale della messa. Gli alpini poi sarebbero usciti come hanno fatto in altre occasioni e avrebbero letto la loro preghiera degli alpini. Episodio, precisa Monsignor Corrado Pizziolo, che vista la risonanza mediatica assolutamente esagerata che sta avendo, mi costringerà a intervenire per trovare ovviamente in dialogo con gli alpini una posizione che eviti il ripetersi di questi fatti, conclude laconico. Dico che c'è tutta la nostra disponibilità dell'associazione, degli alpini e mia in particolare, di poterci incontrare e di parlare serenamente.